buongiorno a tutti voi gentili radioascoltatori e gentili radioascoltatrici che ci state seguendo per questa nostra puntata, la seconda di Librarium, la rubrica che Radio Stella ha voluto dedicare al panorama editoriale della Sardegna, quindi agli autori e alle autrici sarde. Abbiamo iniziato con Vindice Lecis e il suo romanzo storico, quest'oggi abbiamo un'autrice ogliastrina, una scrittrice ogliastrina, Maena Del Rio, che ringrazio e saluto. Buongiorno Maena. Buongiorno, grazie per la tua disponibilità. Noi oggi parleremo della tua ultima fatica letteraria, Donne di Ginepro, un romanzo, un racconto che si sviluppa nell'arco del secolo scorso e che parla è una storia di donne, parla di donne, è un racconto corale. E anche il titolo è particolarmente evocativo, il libro è Donne di Ginepro, ma come mai hai scelto proprio questo libro? Vuole per caso evocare la forza, la resilienza delle nostre donne al pari di quelle di un albero che si spiega ma non si spezza? Sì, direi proprio che hai toccato il punto. Diciamo che il Ginepro rappresenta benissimo la nostra isola, è endemico un po' dappertutto e è una pianta molto particolare, è una pianta dal legno forte, profumato, molto anche artistico volendo, perché nasce, cresce e si forma in volute, in nodi, insomma quasi cerca di farsi plasmare, modellare dal vento, no? È una pianta che si adatta un po' a tutte le superfici, noi la vediamo anche nei costoni di roccia, no? Questi ginepri aggrappati alla roccia che insinuano le loro radici là dove passa l'acqua, dove c'è un po' di terriccio, quindi si accontentano veramente di poco, ma poi insomma crescono in tutta la loro bellezza. E soprattutto c'è una caratteristica che mi ha colpito tantissimo del Ginepro, e che è quella di tenere salda la terra intorno e di creare anche un ambiente adatto al sottobosco, quindi lì dove non c'era niente il Ginepro riesce a ricreare la vita in un certo senso. E così sono in qualche maniera le tre protagoniste del tuo romanzo? Sì, certamente. Ce le vuoi raccontare con brevi cenni? Ce le vuoi raccontare con brevi cenni queste tre protagoniste? Certamente. Anna, Celeste e Caterina sono tre bambine che nascono a cavallo tra le due guerre mondiali. Anna è un po' più grande rispetto alle altre e nascono in tre paesi diversi dell'Ogliastra, di cui non faccio alcun nome, e hanno tre storie diverse alle spalle. Scusami, ma tre storie comunque contraddistinte da traumi importanti, perché quello che li unisce, oltre all'incontro che avverrà, è anche questo passato fatto di traumi, di dolori, di ferite, di lacerazioni. Sì, proprio così, Giusy. Loro diciamo che pur nascendo in contesti differenti si portano dietro dei traumi che caratterizzeranno anche le loro scelte future. In un certo senso loro cercano di sopravvivere quando si ritrovano, quando si conoscono, stanno cercando di sopravvivere a ciò che hanno passato, ciò che hanno subito. E tu hai detto poc'anzi che non vuoi fare un riferimento specifico alle località. Sappiamo che il romanzo si snoda nell'Ogliastra del secolo scorso, ma come mai questa scelta? È una scelta in realtà dettata dal fatto che ovunque io sia andata, ovunque, insomma, parlando poi con le donne che hanno voluto regalarmi le loro storie di vita, ho notato che questa particolare tipologia di storia era presente in tutti i paesi. Quindi mi sembrava, siccome sono storie verosimili, alcune molto attinenti alle storie vere,
mi sembrava riduttivo relegarle o comunque ambientarle in un solo paese. Chiarissimo. Il rapporto fra queste tre donne si sviluppa sino a, come dire, anche a dei risvolti che sono in qualche maniera drammatici. Ma che cos'è che alla fine lega queste donne? Allora, come ho detto prima, queste donne hanno un vissuto abbastanza importante, con dei traumi abbastanza gravi. E diciamo che il bisogno di ricreare un ambiente familiare sano è ciò che le porta ad unirsi e anche a cercare insieme una soluzione. Appunto loro, essendo nate in famiglie con disagi particolari, uniscono le loro forze per ricreare insieme qualcosa di bello, un legame che sia puro e soprattutto diciamo portatore anche di un certo livello di felicità che loro non avevano ancora sperimentato. Adesso ti faccio una domanda un po' così, un po' bruciapelo. Storia di donne, ma può essere raccontato anche come un romanzo femminista? A me non piace questo termine, però c'è una grande voglia di autodeterminazione e di riscatto in queste donne. È un messaggio attuale, anche se, ripeto, il romanzo è stato ambientato nel secolo scorso. Direi proprio di sì, e ho cercato di renderlo il più attuale possibile, perché penso che questo genere di messaggi siano importanti e sia importante sviscerarli anche in un contesto letterario. Nel caso specifico poi le mie donne devono cavarsela da sole e in un certo senso sono proprio gli uomini che hanno incontrato nel loro cammino a segnarne in qualche modo le scelte in modo negativo, perciò loro devono riuscire a smarcarsi anche da questo per elevarsi, no? Sì, certo, quindi in un contesto in cui chiaramente violenze sessuali, altre forme di violenze agite nei confronti delle donne e delle famiglie, perché poi succede anche questo, senza voler spoilerare nulla, ci si ritrova in qualche maniera a dover sopravvivere, e proprio come i ginepri ad essere plasmate dalle vicissitudini. Il messaggio finale, l'epilogo, è un epilogo che comunque in qualche maniera rappresenta da un lato la drammaticità della vita, dall'altro il fatto che si può sempre continuare a sperare. Vuole essere soprattutto un messaggio di speranza, sì. E, nonostante questo libro sia disseminato, si può dire, di tragedie, il messaggio finale ci ricorda che comunque c'è un futuro, comunque noi siamo, tra virgolette, nate sulle macerie di queste donne, comunque sia, nonostante quello che hanno passato, hanno lasciato a noi qualcosa, no? E quindi attraverso la loro esperienza, il loro bagaglio, quello che poi loro ci hanno trasmesso, noi possiamo essere persone migliori e emanciparci anche rispetto a quello che loro hanno vissuto. Nel tuo romanzo fai riferimento anche ad alcuni edifici storici, ad alcune, come dire, è facilmente riconducibile ad esempio a Tortolì e ad Arbatax. Ci vuoi raccontare questo passaggio? Sì, guarda, ti racconto una chicca molto particolare. Avendo preso spunto, appunto, ma non avendo ambientato esclusivamente in un solo luogo il racconto, ad esempio faccio riferimento alla chiesa di Sant'Anna, ma all'addotto di un campanile, e questo campanile viene giù durante il bombardamento, insomma, di Arbatax nella guerra mondiale, quindi
questa è una mia libertà, diciamo. Oppure mi fai pensare ad esempio alla partenza di una delle sorelle di Anna, che decide di andare, insomma, a cercare fortuna in continente, e lei diciamo l'ultimo sguardo alla sua terra si poserà proprio sulle rocce rosse su Arpatax. Poi c'è anche un altro edificio che è diventato un simbolo dell'emancipazione femminile in Ogliastra, che è il tabacchificio di Tortolì. Una delle sorelle di Anna sempre andrà a lavorare nel tabacchificio, perché comunque avrà bisogno di sostentarsi da sola. Una famiglia, comunque la famiglia di Anna è una famiglia dove il padre viene a mancare presto, e perciò queste sorelle devono rimboccarsi le maniche. Vogliamo ricordare i nomi di queste 3 protagoniste, così iniziamo già in qualche maniera a prendere, ad entrare in confidenza con queste 3 donne di Ginepro. Certamente. Anna, Celeste e Caterina. La più anziana, cioè quella che nasce prima, è Anna? È Anna, sì. Anna nasce per prima, e in questa famiglia appunto numerosa, dove il padre viene a mancare presto. Stiamo parlando del 1930. Tutte le sorelle di Anna in realtà poi incontrano uomini particolari che insomma usano violenza su queste sorelle, perché comunque la mamma non è in grado di proteggerle, e in un contesto patriarcale come poteva essere, insomma, la Sardegna degli anni 30 e 40, sono un po' in balia degli eventi. Chiarissimo. Allora io ti faccio una domanda che riguarda invece il tuo vissuto letterario. Tu hai scritto hai diversi romanzi, diversi libri. Quanti ne hai scritto? Da cosa ti nasce l'ispirazione e come è nata questa passione? Allora, ho pubblicato 3 libri finora, una raccolta di racconti brevi che si intitola Oltre il confine, e poi con NPS Edizioni ho pubblicato sia Donne di Ginepro che un thriller che si intitola Gli impiccati non muoiono subito. In realtà di romanzi ne ho scritti abbastanza, ne ho tanti, diciamo, relegati in un cassettino sul mio computer. E tutto è venuto tutto è venuto per caso, perché la prima pubblicazione, quella di Oltre il confine, mi è stata proposta dalla mia coautrice Mara Sordini. Ci siamo incontrate, vedi, a volte i social vengono, sembra quasi che siano qualcosa di nocivo, e invece per noi è stato un modo per incontrarci, per unire le nostre forze, e in questo caso i nostri racconti, perché entrambe scrivevamo racconti, diciamo, carattere umanitario, e pubblicarli. Lei aveva ricevuto una proposta di pubblicazione, invece con NPS Edizioni ho vinto un concorso, il concorso Misteri d'Italia, e quindi vincevo appunto la pubblicazione del libro. Ma come nasce questa tua passione per la scrittura? La passione per la scrittura penso che sia nata con me, nel senso che io non ricordo un periodo della mia vita in cui non abbia avuto voglia di scrivere, in cui non abbia sentito il bisogno di raccontarmi, inventare anche, perché alla fine è un lavoro di fantasia. E da piccola pensa che forse avevo 6-7 anni, mi sono cimentata nel mio primo romanzo, avevo un quadernino piccolino e scrivevo questa cosa. Ricordo anche come si intitolava, una roba tipo La perla nel mistero della perla nera, era molto orientaleggiante, e niente, chissà che fine ha fatto poi, perché sicuramente mia mamma l'avrà messo da qualche parte, l'avrà tenuto. Un giorno lo troverò, sarà un cimelio da portare ai miei nipoti. Sì, infatti la domanda prossima è, sai, mamma di 4 figli, dove lo trovi il tempo per scrivere? Bella domanda. Questa è una bella domanda. Allora, in realtà dipende tutto da come imposti la tua vita e le tue priorità.
a parte questo periodo in cui ho il mio bimbo più piccolo ha 4 mesi, quindi veramente sono assorbita al 100%, però una volta che sarà un po' più grande, sarà un po' più autonomo anche lui, sicuramente ricomincerò ad esercitarmi. Io uso la regola delle 5.000 battute al giorno, quindi Non sono ogni poche giorno 5.000 battute. un racconto di 5.000 battute, sì. No, cioè, Questo mi viene l'esercizio. non sono poche, voglio dire, 5.000 battute, sono tantissime. Dipende dai punti di vista, perché 5.000 battute di solito sono un racconto breve, quindi una che scrive romanzi ha bisogno di scrivere anche un po' più di 5.000 battute al giorno, però già questo mi serve per tenermi in esercizio e soprattutto per dare sfogo al mio bisogno di scrivere. Chiarissimo. Allora io ti saluto fra brevissimo tempo, però l'ultima domanda riguarda la tua prossima fatica letteraria. Possiamo sapere di cosa si tratterà? Allora, per il momento ho diversi racconti che vorrei allungare, però ripeto, ora come ora non ci metto mano perché comunque so che non potrei essere lì al 100%. L'intenzione sarebbe di riuscire a scrivere la seconda puntata degli Impiccati non muoiono subito, il mio thriller che ha come protagonista una ispettrice bortoliese. Ah, ecco. Sì. Sempre come storia di donne. Sì, e quindi insomma ogni tanto penso che sarebbe bello scrivere un secondo libro su questa protagonista. Ti ringrazio Maena, ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie Vorrei a che voi. tu facessi vedere la copertina del tuo romanzo. Eccolo qua, regia, eccolo qua, Donne di Ginepro, scritto da Maena Del Rio. In attesa della tua prossima pubblicazione io ti saluto, ti auguro buon lavoro e ai nostri radioascoltatori do appuntamento al sabato prossimo. Grazie ancora, Giusy, un abbraccio. Grazie.